Buongiorno e bentrovati con A Voi la linea. Oggi è il Green Pass del primo giorno dell'obbligatorietà dei Green Pass per quanto riguarda i mezzi a lunga percorrenza. Cosa succederà nelle scuole che saranno comunque coinvolte dalla situazione? Siamo andati a vedere come si stanno preparando. La piattaforma per il controllo automatico del Green Pass nelle scuole sarà infatti attiva dal 13 settembre e sarà funzionante nel pieno rispetto della privacy. Intanto gli istituti scolastici oggi hanno monitorato manualmente attraverso l'app la validità delle certificazioni verdi del personale scolastico da oggi al lavoro. Siamo andati a vedere com'è andata in alcune scuole di Udine. Il 1° settembre scatta l'obbligo del Green Pass anche nel mondo della scuola. Siamo all'Istituto Marignani con il preside Andrea Carletti. Come è andato questo avvio? È andato bene, c'è stata collaborazione da parte del personale. Oggi un cospicuo numero di nuovi dipendenti della scuola prendevano servizio e hanno avuto la pazienza di farsi scansionare il QR code e poi di mettersi in attesa per l'atto di presa di servizio in segreteria. La giornata è particolare perché ci sarà un'importante riunione del collegio docenti, ma sarà online, quindi i docenti oggi non verranno in sede. Comunque il clima si è rilassato un po' perché ci sono state chiarite delle cose importanti. Per esempio è stata chiarita la modalità di utilizzo del Q-Code, è stato detto che deve esserci 1 o 2 varchi nella scuola sempre sorvegliati dal personale e questo insomma ci ha aiutati a definire un po' le modalità che nei prossimi giorni utilizzeremo. Oggi l'operazione è stata fatta dal sottoscritto, dal direttore amministrativo e da 2 collaboratori del dirigente. Da domani delegheremo più persone in modo che si possano alternare perché la scuola rimane aperta comunque dalle 7 di mattina alle 10-11 di sera. Ci troviamo al Liceo Marinelli con il preside Stefanel, primo giorno di Green Pass anche per il personale, come sta andando? Sta andando bene anche perché in questa prima giornata il personale che è venuto in servizio non è moltissimo, no? In quanto facciamo per esempio gli scrutini a distanza, quindi le attività didattiche non sono ancora iniziate, ci sono alcuni corsi di recupero, di preparazione, ma insomma il personale non è molto, quindi il controllo è stato abbastanza veloce. Però lì il Ministero, anche ieri in videoconferenza al Ministro, ha garantito che per la prossima settimana sarà pronta questa piattaforma nazionale su cui potremo controllare i Green Pass senza doverli controllare personalmente alle persone. Quindi questo, diciamo così, renderebbe il lavoro di controllo del Green Pass estremamente limitato ai suppleti e a quelli di nuovo ingresso, perché tutti gli altri starebbero in questa piattaforma ministeriale. Speriamo, perché sennò il controllo diventa complicato. Primo giorno d'obbligo di Green Pass per il personale scolastico, qui com'è andata al Copernico? Le operazioni si sono svolte regolarmente, mi sono avvalsa della collaborazione di docenti e personale ATA per sostenere l'impegno e per arrivare a tutto il personale. Oggi ancora abbiamo agito in numeri ridotti, l'impegno sarà più importante quando inizieranno le lezioni, per noi verso la fine della prossima settimana, ma attendiamo anche i nuovi strumenti ministeriali per agevolare questo controllo. Ci siamo spostati allo Stellini con il preside Gervasutti proprio per capire qui com'è andata con il Green Pass. Insomma, è stato un po' macchinoso all'inizio, però alla fine devo dire la verità che sono soddisfatto del risultato ottenuto, insomma, quindi c'è stata la massima collaborazione da parte del personale, quindi tutto è filato liscio. A livello regionale come è andata? Ci sono state segnalazioni, problematiche per quanto riguarda appunto il Green Pass per il personale scolastico? Nelle chat che frequentiamo noi dirigenti scolastici, quelle riservate, emerge che ci sono delle situazioni di criticità dovute alla mancanza di Green Pass. Non ho notizie di manifestazioni eclatanti, di proteste estreme, quindi diciamo le criticità riguardano proprio la mancanza del possesso della certificazione verde. Non sempre le giustificazioni addotte sono quelle
che ci consentono comunque di avere un certo tipo di atteggiamento. È importante che le scuole vengano dotate anche di personale aggiuntivo, non solo per controllare la posizione vaccinale del personale, ma anche per garantire un'offerta formativa adeguata, insomma, pari a quelle che sono le aspettative degli studenti e delle loro famiglie. Quindi ci auguriamo che nei prossimi giorni gli organici vengano implementati proprio per assicurarci una via di anno scolastico con maggiore tranquillità. Ecco, organici implementati proprio perché sapete che ci sono docenti che non hanno Green Pass e quindi magari partite con un numero minore? Sì, si tratta comunque di situazioni, come dire, residuali, però ci sono anche altre situazioni piuttosto critiche che riguardano la capienza delle aule, quindi ci sono delle classi particolarmente numerose che in presenza di un organico Covid potrebbero eventualmente essere sdoppiate. Nel giorno dell'introduzione del Green Pass obbligatorio sui trasporti e nel mondo della scuola parla il vicepresidente Riccardo Riccardi tracciando un bilancio della pandemia da Covid in regione e commentando la possibilità dell'obbligo della certificazione verde per i dipendenti pubblici. Sentiamolo. Oggi parte l'obbligo del Green Pass su tutto il territorio, si parla anche di una possibile estensione negli uffici pubblici, insomma nei pubblici uffici. È un tema spinoso perché si concilia lavoro e insomma, però è questa la strada che sembra voler segnare il governo, cioè aumentare man mano le restrizioni con il Green Pass. E cosa ne pensa ovviamente? Ma adesso noi attenderemo quelle che saranno le decisioni del governo, perché tutti sappiamo che questa è sono scelte che stanno nei poteri del governo e non delle regioni. Certo, io non voglio nascondermi rispetto a questo, è evidente che nel momento in cui la campagna vaccinale non dovesse procedere rispetto a dei risultati più ampi, il tema della circolazione del virus esiste ancora. Noi abbiamo 4 volte il contagio di quello che erano i valori dello scorso anno, le nostre terapie intensive, le nostre aree mediche, pur essendo naturalmente con dati molto diversi da quelli che abbiamo visto, hanno un valore più alto rispetto a quello dello scorso anno, quindi il contagio c'è. Il contagio è determinato dal fatto che se noi non acceleriamo e non riusciamo a convincere le persone che mancano a vaccinarsi, è evidente che non possiamo neanche immaginare di arrivare a un nuovo lockdown. Quindi l'alternativa al lockdown è quello di cercare di limitare la mobilità delle persone e di mettere in sicurezza quei luoghi dove le persone si muovono. Quindi l'elemento della differenza tra coloro che sono vaccinati e coloro che non si sono vaccinati non è un fatto banale. Poi dobbiamo distinguere tra i non vaccinati e coloro che non possono vaccinarsi, perché questo è un altro aspetto. È evidente che la libertà di coloro che si sono vaccinati finisce dove comincia la libertà degli altri. Buone notizie per gli over 12, un po' meno per gli adulti. Ma gli over 12, leggo che a livello nazionale il dato è quello comunicato dal generale Figliuolo ieri, è vaccinati al 70%. I dati di ieri ci dicono che in Friuli Venezia Giulia, almeno in prima dose, i vaccinati over 12 sono del 74%. Questo non ci deve dare false illusioni, perché noi continuiamo ad avere un dato attorno al 67% sull'adesione dell'intera platea, che sconta una differenza almeno di 5-6 punti rispetto alla media nazionale. Quindi noi su questo abbiamo ancora un lavoro da fare nei confronti del convincimento delle persone, per questo abbiamo anche avviato questi percorsi, diciamo, puntuali di prossimità. Stiamo cercando di andare nei comuni a cercare di capire se possiamo riuscire ad avere quella adesione che ancora ci manca. Abbiamo superato le 800.000 persone, dovremmo riuscire a vaccinare almeno altre 100.000. I dati sono sotto gli occhi di tutti, è evidente che non siamo ancora vicini alle soglie, cioè teniamo un buon andamento, però chi immagina che questa storia sia finita non si rende conto, e meno male che abbiamo il vaccino. Noi abbiamo 4 volte il contagio dello scorso anno e abbiamo oggi valori di area medica e di terapia intensiva, se paragonati al 1° di settembre del 2020, sono molto più alti. Quindi figuriamoci dove saremmo se non avessimo raggiunto questi risultati del piano vaccinale. L'unica vera risposta ha a che fare con il rispetto delle regole, quindi la distanza, le mascherine e soprattutto il vaccino. Questa è la partita importante, dove guardate anche queste provocazioni sul
ricontagio dei vaccinati. È vero, c'è una quota di ricontagio dei vaccinati, ma questi vaccinati non presentano condizioni di domanda ospedaliera, a meno che non abbiano condizioni personali di salute complesse. Quindi è questa l'unica vera strada che abbiamo davanti. Io mi auguro che coloro che sono ancora incerti rispetto a questa decisione e magari non hanno deciso di vaccinarsi perché pensavano che in quel momento sostanzialmente la pandemia fosse finita, la pandemia non è finita e quindi dobbiamo continuare a osservare le regole e a scegliere di vaccinarsi. La prima parte di A voi la linea termina qui, adesso c'è un piccolo stacco pubblicitario e ci rivediamo per la seconda parte. Rieccoci nuovamente assieme. È stata presentata ieri la nuova stagione del Teatro Verdi di Pordenone. Ricco il cartellone sul fronte della musica e della prosa, con nomi di spicco e proposte variegate. Tutto pronto anche per accogliere gli spettatori in piena sicurezza sul fronte Covid. Sentiamo. Si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Verdi, siamo in compagnia di Giovanni Lessio che è il presidente, è una stagione sicuramente importante, una stagione della ripartenza ma con tante star sul palcoscenico. Sì, tante star sul palcoscenico ma soprattutto un segnale di grande entusiasmo, di grande direi anche ottimismo. Stiamo ancora vivendo all'interno dei problemi pandemici, abbiamo ancora il problema dei distanziamenti, delle mascherine, del Green Pass, quindi siamo in un momento anche di difficoltà per quanto riguarda anche il mondo della produzione artistica, non solo il mondo del teatro che poi la rappresenta. Nonostante questo noi avremo 30 spettacoli nell'arco di 90 giorni, quindi di fatto una frequenza molto elevata, e si costruisce questo rapporto con i diversi pubblici che possono quindi una ricchezza di proposte scegliere quello che è poi la proposta per loro più adeguata, che risponde meglio alle loro esigenze. E mi piace sottolineare che ormai il pubblico non è più il pubblico cittadino del territorio provinciale, ma abbiamo un pubblico che ci sta seguendo ormai da tempo e sempre con più attenzione da tutti i territori limitrofi, quindi dal veneziano, dal bellunese, dall'udinese stesso, dal trevigiano. Per cui ecco, siamo ormai diventati un teatro di riferimento culturale per una vasta area che non è più solo l'area pordenonese. Ecco, si diceva tanti nomi sia sul fronte della musica che sul fronte della prosa soprattutto. Beh sì, al di là dell'apertura con Pollini che ha scelto il nostro teatro per la qualità dei programmi che stiamo facendo in questi anni, poi abbiamo una serie di P, mi piace fare questo gioco della lettera P perché partiamo con Pordenone Legge, con un grande spettacolo di giovedì di Recalcati, ma poi abbiamo subito Piovani, poi abbiamo Paolini con il suo nuovo spettacolo, poi abbiamo il ricordo di Pasolini e quindi poi abbiamo Rossini, Branciaroli, insomma abbiamo veramente grandi nomi che amano e hanno scelto di venire a Pordenone proprio perché ormai il nostro è un palcoscenico non più di provincia, se posso permettermi, ma è proprio un palcoscenico che tutti ritengono molto importante e molto prestigioso anche per loro. Maurizio Baglini, il direttore artistico per la parte musicale per quanto riguarda il Teatro Verdi, grande pianista naturalmente, insomma una stagione parecchio interessante da questo punto di vista per il Verdi. Sì, soprattutto perché in questo periodo storico la decisione è stata quella di ampliare l'offerta, quindi se pensate che praticamente ogni 3 giorni c'è qualche cosa di culturalmente significativo a teatro e dal punto di vista musicale ho voluto mantenere e potenziare l'immagine di Pordenone come, diciamo, icona del lusso dei giovani talenti, cioè noi siamo quelli che battezziamo carriere poi importanti. Ci saranno dei debutti significativi, ci saranno delle riconferme di giovani che 5-6 anni fa avevano debuttato da noi, adesso sono in vera carriera internazionale e abbiamo a livello di gioco di specchi e riflessi, direi,
coniugato questa scelta etica, morale, che è la cifra stilistica del teatro da tanti anni a questa parte, con la presenza di star internazionali che hanno voluto sposare la causa pordenonese, su tutti Maurizio Pollini, che non suona notoriamente in provincia, invece ha scelto Pordenone perché ha visto quello che era stato fatto negli ultimi 6, 7, 8 anni. Assessore Gibelli, c'è voglia di ritornare a teatro, lo si farà, speriamo, in modo continuativo questa volta, insomma, anche grazie alle cartellone che presenta oggi il Teatro Verdi. Sì, io credo che lo faremo con più tranquillità, la stragrande maggioranza dei pordenonesi è vaccinata e dispone di Green Pass e questo comunque faciliterà anche le cose e darà più tranquillità alle persone che hanno voglia di tornare a teatro ma hanno voglia di tornarci in sicurezza. Anche perché il cartellone è importante e c'è, diciamo, anche questa parte sociale che è fondamentale. Assolutamente, assolutamente, perché è bene che ci siano le grandi compagnie con le loro produzioni che circolano per tutta Italia e considerano Pordenone ormai una tappa obbligata del loro tour, ma è bene anche che ci sia attenzione a quanto succede in città e nei suoi immediati dintorni. Pozzuolo in questi giorni sta vivendo la magia della lirica. Nelle strade echeggiano assoli e gorgheggi degli artisti che sabato, domenica e martedì prossimi presenteranno l'Hernani di Verdi. Sentiamo. Un saluto ai nostri amici telespettatori da Pozzuolo del Friuli. Mi trovo qui nella piazza di fronte al municipio e girando per le vie del paese in questi giorni si sentono gorgheggi provenire un po', no? Da tutte le parti del paese, soprani, contralti, tenori, si sente un po' di tutto. Si stanno preparando per un evento che si terrà per 3 giorni qui a Pozzuolo, tutto dedicato alla lirica. Ci sarà infatti il concerto, non so se arrivate anche voi a sentirlo in sottofondo, dedicato appunto alla lirica, 3 giorni di concerto con l'Hernani di Verdi. Ne parliamo con il sindaco di Pozzuolo, Denis Lodolo, quindi 3 giorni all'insegna della lirica. Sì. Siamo molto orgogliosi di ospitare questa opera prima che sarà nel bellissimo spazio della Villa Sabatini. Avremo 3 serate, sabato, domenica e martedì, dove verrà rappresentato l'Hernani di Verdi con musicisti e cantanti di fama internazionale. Abbiamo dei tenori molto importanti e tutto diretto dal nostro paesano Duca Tiziano, il maestro dell'orchestra Opera Prima di Vienna. Ecco, quindi per voi che cosa rappresenta il fatto di ospitare un evento di questo genere? A parte che è anche un piacere per le orecchie, no? Girare in questi giorni per Pozzuolo. Noi siamo anche abituati ormai perché è già il 4º anno che facciamo questa rappresentazione, quest'anno siamo andati un po' oltre perché i cantanti e il livello si è alzato. La platea sarà molto, molto bella, vedrete chi potrà venire, anzi invito tutti qui vicini che possono venire perché c'è veramente uno spettacolo favoloso degno di essere vissuto e essere venuto a vedere, insomma. Ecco, al di là di questo evento, Pozzuolo sta cercando di portare a termine delle opere che sono magari partite in sordina ma che non si riesce a portare avanti. Su che cosa vi state muovendo? Beh, adesso abbiamo diversi lavori, purtroppo il problema del reperimento del personale dell'ufficio tecnico, ingegneri, architetti, c'è una grossa difficoltà nel nostro, nei comuni, un po' tutti i comuni soffrono di queste problematiche. Adesso stiamo svolgendo, dovremmo partire con i lavori qui dell'ala
dell'ala destra, diciamo, del municipio, che ha bisogno di sistemazione. Tutta la parte sopra lì è rovinata e quindi andrà praticamente rimessa a nuovo. Abbiamo avuto un sostanzioso contributo dalla Regione di 790.000 euro per sistemare tutta l'area, tutta la parte, anche i tetti e l'edificio. E poi ovviamente dietro abbiamo la possibilità di fare le serate estive, quindi cercheremo anche lì di creare un ambiente adatto per queste serate, quindi diciamo un miglioramento di questo spazio qua con questo grosso contributo regionale. Poi dal nostro punto abbiamo fatto invece, stiamo concludendo i lavori dell'area sportiva vicino alle scuole medie, dove c'è l'area della Sagra, insomma. Abbiamo rimesso a nuovo tutto, abbiamo fatto la pista, abbiamo messo i campi rifatti, insomma è stata risistemata tutta quest'area che aveva bisogno di manutenzione, che da quando era stata costruita non aveva mai avuto nessun intervento, quindi è stato rimesso a nuovo. Ecco, mi pare di capire che lei sia un po' insofferente, perché ha i soldi pronti nel cassetto, si fa per dire, però non riesce a impiegarli. Questo è un grosso problema. Abbiamo i soldi, abbiamo diversi finanziamenti, però purtroppo c'è la necessità di avere maggiori dipendenti, più personale dall'area tecnica per poter andare avanti e portare a termine questi progetti. Abbiamo diversi progetti che sono già finanziati, abbiamo marciapiedi, strade, asfalti e tutto, però diciamo abbiamo difficoltà dalla parte burocratica, dalla parte tecnica di andare avanti. Ecco, posso immaginarmi i cittadini che non vedono realizzare determinate opere. Chiaramente chi guardano il sindaco, guardano l'amministrazione comunale, e qui sta la difficoltà appunto a superare certi gli iter. Difficoltà, bisogna chiedere un momento di pazienza, ma vedrete che nel giro dell'amministrazione completeremo diverse cose e appunto metteremo a posto il paese come si deve, che è il nostro obiettivo, perché la cura del verde, dei marciapiedi, delle strade è fondamentale per dare un'immagine ordinata del paese, insomma. Intanto ci concentriamo sull'Ernani. È un peccato che i telespettatori non riescano magari a captare quello che captiamo noi qui in Piazza del Municipio in questo momento. Quindi il primo appuntamento è sabato alle 20, poi replica domenica e terza replica martedì, sempre alle 20, sempre nello stupenda cornice della Villa Sabatini a Pozzuolo, vicino alla piazza, si sale. E comunque magari vale la pena fare un giro in questi giorni proprio per captare questi suoni, per sentire questi suoni melodiosi. E qui da Pozzuolo del Friuli è tutto. Ringrazio il sindaco Denis Lodolo, ringrazio Simone Caramaschi per le riprese e restituisco la linea allo studio. Grazie a voi. Grazie Isabella, e anche per oggi è tutto. Prossimo appuntamento con A Voi la Linea domani. Buon pomeriggio.